Buonasera, benvenuti a Verona Live, martedì 11 maggio, oggi giornata importantissima per la nostra città, finalmente è arrivata la tanto attesa deroga fino a 6.000 posti per l'anfiteatro Arena, quindi l'Arena avrà i suoi spettatori fino a 6.000, insomma è un risultato straordinario e sarà la prima in Italia ad ospitare un pubblico così numeroso dopo la chiusura per Covid. Oggi è arrivato il tanto atteso ok della Regione Veneto, per il sindaco Sborina quella di oggi è una giornata indimenticabile, oggi a Palazzo Barbieri il volo anche, che il 5 giugno si esibirà in un concerto simbolo di ripartenza, e poi anche una visita del presidente Zaia a Verona Fiere. Ma andiamo con calma e partiamo proprio da un commento a caldo. Abbiamo in collegamento qualche minuto il sindaco di Verona, Federico Sborina. Federico Sborina, benvenuto. Buonasera, buonasera, scusate le immagini, ma sono immagini di fortuna, come si suol dire. No, sappiamo che è impegnato con le circoscrizioni, la ringraziamo per averci dedicato questo spazio perché volevamo raccogliere da lei l'emozione per un risultato tanto atteso. Insomma, oggi cosa ha provato quando è arrivato l'ok? Ma allora, insomma, è stato un lavoro che è partito ancora qualche mese fa. Io ho provato un senso di soddisfazione, di orgoglio e di soddisfazione, perché è un lavoro che abbiamo fatto praticamente solo noi, come Verona. Siamo stati un po' l'ariete a livello nazionale e probabilmente anche non solo. Abbiamo costruito un protocollo fatto molto bene di più di 55 pagine, abbiamo iniziato un percorso in modo determinato, in modo proprio, io volevo arrivarci perché è troppo importante per l'Arena, è troppo importante per la nostra città, per l'economia della nostra città, avere la possibilità di accogliere non 1.000 ma 6.000 persone. Devo dire che devo ringraziare il sottosegretario Lucia Borgonzoni, il presidente Fedriga, perché anche il presidente della conferenza delle regioni ha avuto un ruolo importante, e poi ovviamente il nostro governatore che ha messo la parola fine, o meglio, ci ha permesso di iniziare una stagione non con 1.000 ma con 6.000 persone. Tra l'altro tutto questo ci dà anche un valore aggiunto, nel senso che tutto questo è fondamentale e importante per l'economia della nostra città, per il mondo dello spettacolo, per la nostra Fondazione Arena, perché il primo spettacolo sarà quello del volo il 5 di giugno, ma poi ovviamente dal 19 comincia la stagione lirica con la prima di Riccardo Muti, e quindi avevamo bisogno di numeri importanti anche per tutta la stagione. Ma poi devo dire che ha assunto un significato ancora maggiore, perché come è stato detto oggi, e c'erano collegati maggiori dirigenti della RAI, tutte le testate nazionali, Verona a questo punto diventa il palcoscenico da cui tutto riparte, e non riparte senza pubblico, riparte dal vivo, riparte con gli spettatori, riparte col pubblico, riparte con presenze importanti. E quindi tutto questo, visto la cassa di risonanza che ha avuto su tutti i media nazionali, non solo oggi, ci mette al centro di un'attenzione che per noi in questo momento è fondamentale, perché per riportare le persone, i turisti, gli spettatori nelle nostre città, per far ripartire quell'economia che è stata messa in ginocchio dalla pandemia, noi abbiamo bisogno di questo. E l'altra cosa, mi si permetta, Certo. importante, è che tutto questo è stato costruito con una precondizione, cioè quello di garantire la salute delle persone. Quindi la cosa importante è che stiamo facendo tutto questo in modo determinato, ma allo stesso tempo anche in modo che tenga conto anche e soprattutto in via prioritaria, perché questo prevede il nostro protocollo, la salute di chi viene nella nostra città. Quindi diamo anche un messaggio positivo, no? Cioè, in Arena, il più grande teatro all'aperto al mondo, il più bello del mondo, ci saranno gli spettacoli dal vivo, con migliaia di persone, tutto questo in assoluta sicurezza. Insomma, questo devo dire che ci abbiamo lavorato molto, ma ne valsa la pena. In chiusura, dicevamo, grande emozione, abbiamo visto anche i ragazzi del volo particolarmente coinvolti ed emozionati per questo concerto di riapertura, perché ne hanno fatti tanti, hanno calcato palcoscenici internazionali e mondiali, però tornare in arena in queste condizioni, nel senso con un messaggio di ripartenza, mette a dura prova anche la loro professionalità, nel senso che avranno le gambe che tremano probabilmente. Sì, sì, me l'hanno detto, oggi è così, si sentono una grande responsabilità, ma allo stesso tempo, l'ho sottolineato io e l'hanno sottolineato anche loro, un grande onore, perché è veramente una data che può diventare storica, quella del 5 giugno, per tutto quello che ci è successo in questo anno, e il fatto che proprio dalla nostra città riparta un qualcosa che non vale solo per noi, non vale solamente per la nostra economia. Oggi dicevano la produzione, le più grandi produzioni, tutte ci hanno cercato per ringraziarci, perché abbiamo dato anche un segnale di speranza ad un mondo, quello dello spettacolo, che ha migliaia di persone che ruotano attorno, che lavorano degli spettacoli dal vivo,
che non vedeva un futuro, perché comunque le 1000 persone o le poche centinaia di persone al chiuso non ti dà la possibilità di creare i grandi eventi. Invece abbiamo aperto una strada che è una strada sicuramente importante ed è un grande onore per il Volo. Loro sono giovani ma sono già dei grandissimi artisti. Tenete conto poi di una serie di fattori. Adesso il 5 giugno andrà in diretta su Rai 1 e andrà in diretta anche sulla PBS. La PBS è la principale televisione pubblica americana, fa 90 milioni di spettatori. Ecco perché vi dico che tutto questo per la nostra città è di fondamentale importanza, perché tra l'altro in una logica non di concorrenza o di competizione, ma è chiaro che a livello internazionale lo vediamo, no? Tutti stanno lavorando per essere davanti, per poter riportare il pubblico, i turisti, le persone nelle proprie realtà. Ecco, noi in questo devo dire che ci stiamo riuscendo più di chiunque altro, e quindi questo è sicuramente motivo di orgoglio e di soddisfazione. Poi, tra l'altro, aggiungo che sulla falsariga di quello che avevamo già cominciato l'anno scorso con Grigolo, il 2 giugno, sempre il Volo, saremo prima del 5 giugno in diretta, dopo il telegiornale delle 20:30 su Rai 1, con il nostro inno nazionale, cantato proprio dal Volo e cantato sempre dalla nostra rete. Insomma, queste sono le cose su cui io ho investito tanto in questi mesi passati, perché questo ritengo che sia la vera chiave di volta per far ripartire la città, avere una visione verso il futuro ed essere veloci, essere primi rispetto agli altri, perché dobbiamo essere attraenti. La nostra città ha tutte le caratteristiche per poterlo essere, perché è stupenda, e tutti questi eventi vanno in quella direzione. Ricordo che tra 10 giorni avremo la tappa del Giro d'Italia, quindi insomma è un lavoro che è stato fatto. Voi immaginate tutto questo, l'abbiamo fatto quando eravamo chiusi dentro, quando non si poteva, era difficile lavorare, quando c'erano tutte le restrizioni, ma al di là di gestire la quotidianità e l'emergenza, ho cominciato. È stata accolta l'istanza, l'Arena potrà ospitare fino a 6.000 spettatori a serata. L'ok della Regione Veneto è arrivato questa mattina con una lettera che dà parere favorevole all'applicazione del protocollo straordinario di 50 pagine, pensate, messo a punto mesi fa dal Comune di Verona insieme a Fondazione Arena e Arena di Verona SRL. L'anfiteatro romano quindi potrà andare in deroga alle misure governative stabilite chiaramente dal Ministero della Salute e dal Governo, che prevedono per gli spettacoli all'aperto un massimo di 1.000 persone. Già dal primo concerto, il tributo ad Ennio Morricone con il Volo, che si terrà proprio come ha ricordato il sindaco il prossimo 5 giugno, ma lo vedremo più avanti con delle interviste raccolte proprio oggi ai protagonisti, ai 3 protagonisti del Volo. Chiaramente si è detto anche, lo ha detto anche il sindaco, vediamo dal sito veronadaily.it un articolo dell'8 maggio 2021, quindi qualche giorno fa, oltre a questo ok che è arrivato da parte della regione, l'Arena potrebbe diventare davvero, lo diventerà, il primo campo di sperimentazione in Italia per testare l'efficacia delle misure anti-Covid. Ricordiamo che tra l'altro c'è un protocollo molto rigido e lo leggiamo, eccolo qui, che verrà messo a disposizione. Ne ha parlato brevemente il sindaco, ma facciamolo vedere anche dal sito veronadaily.it. Il protocollo già esaminato, lo vediamo, chiedo alla regia di mostrare il collegamento, vediamo se riusciamo a stabilirlo. Eccolo qua, vediamo, io devo un attimo rimpicciolire. Ok, il protocollo già esaminato dal CTS e dall'Istituto Superiore della Sanità prevede, come dicevamo, la capienza di 6.000 spettatori esclusivamente composti a sedere singoli e distanziati, così suddivisi: 1.196 in platea, 1.554 su gradinata bassa e 3.250 su gradinata alta. Insomma, questo è importante. E poi, per agevolare gli ingressi del pubblico, sarà garantito il distanziamento sociale tra le persone e insomma saranno evitati possibili assembramenti, e ci saranno 16 punti di accesso presidiati da altrettanti addetti ai servizi di controllo, con misurazione temperatura chiaramente della corporea, il controllo delle mascherine di tipo FFP2, quindi non le chirurgiche. È prevista anche un'eventuale distribuzione in caso di mancanza o smarrimento dei presidi sanitari. Biglietti chiaramente acquistabili solamente in prevendita e previsti rigidi protocolli per le pulizie ordinarie, sanificazione
pianificazioni, così come alla gestione di un'eventuale persona sintomatica, anche per le prove chiaramente prima degli spettacoli, regole ferree. Quindi diciamo davvero una bella notizia che arriva, anche perché nei giorni precedenti c'erano state delle manifestazioni anche un po' eclatanti. Intanto, sempre dal sito veronadaily.it, era stato fatto il 5 maggio un appello per avere i 6.000 posti. Vediamo, chiedo alla regia sempre di mostrare, vediamo se si riesce a leggere bene, l'inquadratura è un po' strana. Comunque il sindaco di Verona e l'amministratore delegato di Arena di Verona SRL Gianmarco Mazzi hanno lanciato l'appello per i 6.000 posti ed era arrivato fortunatamente il volo in arena anche per l'inno nazionale, come ha ricordato il sindaco, e poi 10 ragioni secondo Sborina e Mazzi proprio perché affinché l'Arena ottenesse questa deroga, ed è arrivata. Insomma, non le leggiamo tutte perché chiaramente leggiamo la prima: l'Arena di Verona è un monumento simbolo internazionale di rinascita per la cultura in Italia, e questo è un motivo validissimo per appunto festeggiare. Dicevamo, proteste eclatanti. Il 22 aprile scorso, poco meno di un mese fa, Mazzi, soprattutto per il coprifuoco, diceva insomma: sono pronto a incatenarmi. Aveva alzato la voce, aveva protestato sia per la deroga che dicevamo è arrivata, ma anche per il coprifuoco che insomma, se non dovesse essere prorogato oltre le 22, diceva Mazzi il 22 aprile, si tratterebbe di una sentenza di morte per il mondo dello spettacolo dal vivo. In realtà, appunto, sul coprifuoco dovremmo essere tranquilli, perché è arrivata la notizia appunto che è un altro tema posto dal sindaco e dal Gianmarco Mazzi negli scorsi giorni, proposto alle istituzioni governative, e si parla già di un alleggerimento da metà o fine maggio, quindi non dovrebbe essere più un problema per il 5 giugno, la prima data in cui sarà ospite il volo. Il volo, questo trio internazionale incredibile, musicale, che nel 2010 ha iniziato la sua carriera e che oggi era proprio ospite a Palazzo Barbieri per presentare sia l'attività del 2 giugno con l'inno nazionale dopo il TG1, come ha ricordato il sindaco Sborina, ma anche il concerto tributo a Ennio Morricone. Quindi andiamo a vedere, sempre sulla nostra testata, il volo in arena con il tributo a Morricone e 6.000 spettatori. Questa è la notizia di apertura della nostra puntata. Sabato 5 giugno, evento dal vivo e in diretta, pensate, su Rai 1. Qui il sindaco lo vedete insieme al trio, il trio più famoso d'Italia a livello musicale sicuramente, e qui la notizia che appunto riporta il fatto che Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in arte il volo, sono venuti a Verona e oggi hanno proprio presentato il loro spettacolo e hanno fatto anche trasparire parecchia emozione. Vediamo proprio un contributo video in cui Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto commentano con soddisfazione l'opportunità che è stata data di tornare a cantare, di farlo all'Arena e ovviamente di dare un messaggio di ripartenza importante per tutta la nazione. È una crescita personale comporta anche una crescita artistica, una maturità artistica che in qualche modo ogni anno cerchiamo di mostrare a tutti voi e a tutte le persone che ci seguono. Siamo nati come bambini prodigio e dopo 12 anni di carriera, grazie a questo progetto, possiamo veramente dire che siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Davvero un progetto che avremo modo di mostrarvi all'Arena di Verona, interpretando tutti i brani musicali e le colonne sonore di Ennio Morricone. Siamo veramente felici di poterlo fare. Il teatro più grande all'aperto del mondo, diciamo, dei più grandi, ma è sicuramente simbolo della nostra Italia, perché quando nel mondo si parla d'Italia sono tante, ma poche quelle che vengono ricordate, come il Colosseo, l'Arena di Verona, Venezia, quindi è una di quelle cose che se vieni in Italia ricordi sempre. E quindi non solo per la sicurezza, ma anche per il posto magnifico che è. Ringraziamo veramente tutti voi per averci dato questa meravigliosa opportunità e anche, come dicevamo, è un messaggio di speranza. Siamo onorati di poter rappresentare, insomma, questa rinascita in qualche modo.
Insomma, avete sentito le prime parole del Volo, emozionati anche loro, hanno cantato in tutti i palcoscenici del mondo, a livello internazionale, da New York, in Giappone, in Australia, dappertutto, davvero dappertutto, però questo concerto avrà sicuramente per loro un significato diverso, importante. Ci arriva un commento sulla pagina Facebook veronadaily.it, ricordo che siamo in diretta, potrete e potete commentare anche sui nostri social per intervenire in diretta. Raimondo Collia, o Collia, perdoni, diciamo la pronuncia, ci chiede qual è la ratio per cui l'Arena, e va benissimo, apre e i parchi divertimento non ancora. Ecco, la risposta potrebbe essere questa: l'Arena ha ricevuto una deroga in via eccezionale a livello nazionale come campo di sperimentazione per in qualche modo testare l'afflusso di migliaia di persone. Rappresenta proprio un caso un po' particolare, analizzando un po' ciò che accadrà già a partire dal 5 giugno, chiaramente con i 6.000 spettatori si potrà vedere e interagire e magari aprire ad ulteriori deroghe. Speriamo davvero che i parchi divertimento siano inseriti all'interno di queste deroghe. Ricordiamo che ad oggi i parchi divertimento, così come i congressi, potranno riaprire soltanto dalla data del 1 luglio, una data che ha fatto decisamente scontenti i titolari dei parchi a tema e non solo. Ricordiamo la di Gardaland Vigevani, che è intervenuto con un videomessaggio che ha dato visibilità al parco chiaramente anche a livello nazionale. Insomma, non si capisce perché appunto all'aperto un parco a tema che ha rispettato anche, come altri parchi, dei protocolli veramente rigidi, debba riaprire soltanto il 1 luglio. Ma questo chiaramente non sono io a doverlo dire, ci sono delle istituzioni a livello nazionale e regionale che dovrebbero rispondere anche a questa domanda. Grazie intanto al nostro telespettatore che ci ha scritto. Dicevamo, il concerto del 5 giugno del Volo è dedicato a Ennio Morricone, il grande maestro, che vediamo dal sito veronadaily.it il 6 luglio 2020, pubblicata questa notizia. Nella notte prima, quindi il 5 luglio 2020, è venuto a mancare in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Aveva 91 anni. Il sindaco Federico Sborina lo ha ricordato su Facebook e ok, non è più disponibile diciamo quel post, ma diceva il sindaco: piangiamo una grande persona, un grande artista, un'eccellenza italiana nel mondo, il cui nome rimarrà legatissimo all'Arena di Verona, palcoscenico eccellente per il suo genio. La scomparsa del maestro è una notizia dolorosa per il paese, per la nostra città. Questo era Fontana, a dir la verità, scusate, il sindaco Sborina insomma lo aveva ricordato comunque con le medesime parole. Andiamo a sentire invece un aneddoto raccontato direttamente da Ginoble del Volo che riguarda proprio il maestro, un aneddoto particolare e curioso. Sentiamo. Abbiamo condiviso un po' di tempo con il grande maestro Ennio Morricone, stavamo registrando il primo disco alla Forum in Piazza Euclide, quindi erano anche le nostre prime esperienze in uno studio di registrazione e quindi eravamo lì con i nostri produttori e il maestro Morricone che girava tra i corridoi, no? E gli facemmo ascoltare la nostra versione di C'era una volta in America in Malena, che più ti penso, che uscì nel 2011. E poi abbiamo avuto modo di esibirci con lui in Piazza del Popolo, con la Sinfonietta, con la sua orchestra. Avevamo 15-16 anni, quindi eravamo bambini, c'era quella ingenuità che non sentivamo nemmeno il peso magari, no? Essendo bambini un po' ingenui. E c'è un aneddoto molto bello che mi piace raccontare ogni volta. Durante le prove con la Sinfonietta, con il maestro Ennio Morricone, arrivavamo in questa sala prove e l'attacco era molto difficile perché parte con una nota sola. Un violoncello parte, io devo partire con e più ti penso. Succede che il maestro dà l'attacco e io non parto. 16 anni, panico più totale. A un certo punto io mi giro verso il maestro e gli dico: ah, ma me lo dai tu l'attacco? Faccio io. Il primo violino sbianca, bocca aperta a tutti quanti. Il maestro Morricone si gira con la bacchetta e mi dice: non ti preoccupare ragazzi, te lo do io l'attacco, ci penso io. Quindi ecco, questo è stato sicuramente un episodio simpatico, ecco, no? Di come un ragazzo, un bambino di 16 anni, insomma, viveva quel momento. Il maestro con noi si è sempre comportato veramente come fosse davvero
nuove famiglie, diciamo. Insomma, avete sentito questo aneddoto particolare, una testimonianza preziosa, insomma, proprio per il fatto che il maestro se n'è andato l'anno scorso e che anche in un contesto così, nei confronti di alcuni giovani, ragazzini, insomma, piccoli, perché il volo quando ha iniziato era definito un po' come il trio delle meraviglie, i baby prodigi, ecco, il trio prodigio. Insomma, un messaggio importante, un aneddoto che oggi è stato ricordato a Palazzo Barbieri. Prima il sindaco ricordava che il concerto del volo sarà anche un concerto di anteprima nazionale, proprio una sorta di preview che potrebbe davvero in qualche modo inaugurare una stagione di ripartenza a livello nazionale. Un messaggio di speranza, tra l'altro, per un intero settore, ricordiamolo, quello dei lavoratori dello spettacolo che hanno protestato, ricordate a Roma anche con la protesta dei bauli a cui ha partecipato anche Alessandra Albarelli, presidente di Federcongressi, ma diciamo un intero settore fatto di migliaia di famiglie che ha sofferto tantissimo e che, come ci ricordavano alcuni ospiti di Verona Live, insomma, non hanno nemmeno lo stipendio da mesi e non hanno ricevuto contributi. Sentiamo quindi Piero Barone del Volo che ricorda anche questo messaggio all'interno del concerto. Grazie all'interesse vostro, al vostro sostegno, al vostro supporto, noi daremo il 5 giugno finalmente questo messaggio di ottimismo, perché è un anno inedito, è stato un anno incredibilmente difficile, ma c'è tanta voglia di salire su quel palco e siamo emozionati nel vedere tante persone lavorare insieme a noi, e questa è la cosa più importante, dai tecnici all'orchestra a tutti i nostri collaboratori. E ha fatto bene Barone a ricordare davvero centinaia di migliaia di persone che sono senza lavoro da tempo e che con la ripartenza degli spettacoli davvero potranno tornare a guadagnare per loro e per le loro famiglie, quindi ci auguriamo davvero che si possa ripartire quanto prima proprio dal 5 giugno. E pensate, il 6 giugno, il giorno successivo, c'è subito un altro grande concerto confermato, è quello di Emma Marrone. Infatti diamo sempre uno sguardo all'interno del nostro sito veronadaily.it, eccola qui, Emma conferma il tour 2021, il 6 giugno sarà in arena e calcherà l'artista salentina alcuni dei palchi più prestigiosi d'Italia per rincontrare il suo pubblico e celebrare insieme ai suoi fan i primi 10 anni di carriera. Pensate, 10 anni sono passati da quando fece il debutto ad Amici di Maria De Filippi. E poi diamo uno sguardo, sarà Lignano Sabbiadoro il 3 giugno, in arena il 6 Taormina, il 12 giugno, il 18 sarà a Roma, il 23 giugno a Milano, a Carroponte. Insomma, una bella notizia anche questa, perché Emma è sicuramente un'artista apprezzatissima dal pubblico italiano e chiaramente riparte, e anche la musica pop riparte. Ma guardiamo l'Arena di Verona, guardiamo il nostro sito, chiaramente il sito dell'Arena di Verona, e questi sono gli eventi finora confermati. Dicevamo, diamo uno sguardo, il Volo sabato 5 giugno, Emma il 6 giugno, attenzione poi perché il 4 luglio arriva anche Francesco Gabbani, secondo classificato a Sanremo 2021 con Viceversa, e poi ancora Benji e Fede l'11 luglio, i Kiss, grande ritorno, erano già stati nel 2019 se non erro in arena, e poi Carl Brave il 23 agosto, e poi andiamo ancora avanti, il 25 agosto Carmen Consoli, il Power Hits estate di RTL 102.5 il 31 agosto, il 15 settembre Enrico Brignano, e poi Marrakesh, Diodato, Modà, e poi Marco Masini. Insomma, Maneskin, i trionfatori, qua siamo già al 2022, i trionfatori di Sanremo 2021. Insomma, vedete che pian pianino riparte il calendario degli appuntamenti e degli eventi musicali, ripartono i concerti, e davvero speriamo che sia una ripartenza importante.
Ricordiamo che dietro all'Arena ci sono anche i lavoratori, come abbiamo già ricordato, e ci sono anche i dipendenti della Fondazione Arena. È importante ricordare sempre, anche ci sono famiglie veronesi e non che vivono sugli spettacoli. Ricordiamo anche l'iniziativa di Calzedonia e del Pastificio Rana, fondatori del progetto 67 colonne per l'Arena. Le due aziende, pilastri per l'imprenditoria veronese, hanno creduto congiuntamente e accolto per prime l'appello a ricostruire idealmente le 67 colonne che componevano la cinta esterna areniana. Un'iniziativa voluta da Sandro Veronesi e da Gianluca Rana proprio per, far sì che in particolare Fondazione Arena chiaramente abbia un sostegno attraverso 67 imprese, 2 founders, 10 advisor, 20 leadership donors, 35 benefactors, e quindi grazie anche alla legge sull'art bonus, a fronte di erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico, ricordiamo, è possibile usufruire di un credito d'imposta pari al 65%. Questo appello è stato raccolto anche dall'Ordine degli Ingegneri di Verona, che ha lanciato un messaggio ai 2800 iscritti per sostenere proprio l'Arena. Eccolo qui il presidente Andrea Falsirollo, che la colonna una delle colonne sarà riempita dai contributi liberi degli iscritti, quindi un appello a cui ha risposto anche l'ordine professionale dell'Ordine degli Ingegneri, e questo sicuramente è un bel esempio. Breve spot pubblicitario e poi torniamo in diretta a Verona Live tra poco. Lupatotina Gas e Luce, partner del territorio e dei suoi cittadini, dal 2002 è protagonista nel mercato libero con bollette trasparenti e prezzi convenienti. A San Giovanni Lupatoto, Buttapietra, Raldon, Ronco all'Adige e Bussolengo, 5 sportelli per 92 comuni veronesi. Lupatotina Gas e Luce, il fornitore di fiducia della tua energia. www.lupatotinagas.it. Ed eccoci di nuovo a Verona Live, come detto all'inizio di questa puntata. Non solo Arena con 6.000 posti e felicità del sindaco Federico Sborina, ma di tutti i veronesi chiaramente per la riapertura in deroga speciale del nostro anfiteatro. Il volo che è stato chiaramente a Palazzo Barbieri per presentare il doppio appuntamento del 2 giugno e del 5 giugno, e c'è stato anche il presidente a Verona, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che è stato ospite a Verona Fiere, dove ha incontrato il vice ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del governo Draghi, Alessandro Morelli. Ha parlato di centralità di Verona, di importanza delle Olimpiadi, ma sentiamo il suo primo intervento. Guardate, io dico solo che è stata una riunione assolutamente utilissima. Abbiamo parlato di Olimpiadi, abbiamo parlato ulteriormente con il vice ministro Morelli di quello che sono poi le strategie rispetto ad esempio al tema infrastrutture. Ricordo che sul miliardo di euro che già abbiamo in mano per le infrastrutture, 325 milioni sono dedicati al Veneto. Tra queste ricordiamo la variante di Cortina piuttosto che la variante di Longarone e altre opere. Dall'altro c'è il tema delle infrastrutture sportive, sui quali abbiamo già 145 milioni, e quindi un incremento sicuramente delle partite di finanziamento, ma anche la volontà di fare in modo che queste infrastrutture vedano la luce prima di arrivare al 2026 con le Olimpiadi. Verona, oggetto di questa riunione, non a caso, perché su mia volontà voi sapete che oltre ad aver pensato di candidare il Veneto alle Olimpiadi del 2020, le Olimpiadi invernali e Paralimpiadi del 2026, ho anche voluto fortemente che la serata conclusiva e quindi l'evento conclusivo fosse direttamente dall'Arena di Verona e quindi dal cuore pulsante del Veneto. Qualche dettaglio sulle altre opere? No, la riunione è stata utilissima perché ci stiamo coordinando rispetto ad esempio alla società delle infrastrutture piuttosto che su altri temi. Devo dire che ho apprezzato moltissimo l'operatività del Vice Ministro che senza alcuna premessa è andato subito al sodo, quindi abbiamo parlato subito di opere e ovviamente di progettualità. La squadra resta compatta perché siamo quelli delle Olimpiadi, passeremo la storia per quelli delle Olimpiadi, abbiamo scelto sempre tutto assieme e faremo tutto assieme. Ok, grazie.
E ha fatto bene il presidente Zaia a ricordare, siamo quelli delle Olimpiadi, ricordiamo che nel 2026 le Olimpiadi invernali Milano-Cortina avranno la cerimonia di conclusione proprio all'interno dell'Arena di Verona e ci auguriamo davvero che per allora non siano soltanto 6.000 i posti in deroga, ma l'Arena possa ospitare circa 13.000 posti a capienza piena, ovviamente in modalità normale, no? A cui siamo abituati. Davvero al 2026 speriamo di riempirla per intero la nostra arena. E dicevamo il presidente Zaia ha parlato di 1 miliardo di euro che il governo destina un po' per chiaramente queste ripartenze, soprattutto per la parte infrastrutturale, 350 milioni destinati al Veneto in particolare. Sentiamo come verrà investito insomma questo bottino, questo budget di 350 milioni, sentiamo. Di cui una buona parte anche per opere che interesseranno anche il Veneto per il futuro. Sì, il miliardo è già stato stanziato, stiamo parlando di opere importanti per il Veneto. Di questo miliardo sono già definite 325 milioni di euro di opere, rispondono al nome di variante di Cortina, variante di Longarone e altre opere. Ovvio che questo è solo l'inizio, perché comunque se dovessimo dire quali benefici portano le Olimpiadi potremmo dire miliardi di euro di PIL eccetera, ma possiamo già dire che già i primi benefici li vediamo, perché stiamo parlando già di opere pubbliche. Oltre a queste, oltre alle infrastrutture, poi c'è il grande tema delle opere sportive sulle quali ovviamente stiamo investendo. Ecco, c'è anche il discorso di accelerare questi interventi, le risorse ci sono, però in realtà il 2026 dal punto di vista infrastrutturale è davvero dietro l'angolo. Ma noi abbiamo ribadito la richiesta di avere poteri commissariali per fare in modo che queste opere vedano la luce prima delle Olimpiadi. Non vorremmo essere ricordati per coloro che hanno fatto una grande Olimpiade, hanno fatto grandi business plan e grandi progettazioni, ma poi alla fine le opere sono arrivate dopo le Olimpiadi. All'interno del dossier ci sono anche molto i treni, a partire dalla TAV e anche il potenziamento delle linee. Ma sì, ma dirò ancora di più anche l'idea di pensare di servire le Olimpiadi con mezzi di trasporto ad idrogeno, insomma questo era scritto nel dossier, sono impegni che ci siamo presi, andiamo avanti anche in questa direzione. Le Olimpiadi cambieranno la storia del Veneto. Insomma, abbiamo sentito come verrà speso questo budget. Io ho detto erroneamente 350 milioni, in realtà la cifra destinata al Veneto per le infrastrutture del pacchetto di circa 1 miliardo messo a disposizione del governo è di 325 milioni. Dicevamo appunto l'incontro con il vice ministro Morelli. Sentiamo di nuovo Zaia che richiede dei poteri straordinari chiaramente per poter intervenire efficacemente entro questa data del 2026 che sembra tanto distante, in realtà ci arriveremo a brevissimo. Sentiamo di nuovo. Direi anche ho apprezzato l'operatività del vice ministro Morelli. Abbiamo parlato di infrastrutture viarie, abbiamo parlato di infrastrutture sportive, abbiamo anche preso atto che ad esempio questo 1 miliardo di euro che ormai abbiamo destinato per il Veneto significa 325 milioni che poi verranno destinati a opere come la variante di Cortina e la variante di Longarone. Si deve andare avanti, però le opere si realizzano solo se si danno poteri straordinari commissariali, altrimenti in questo paese prima arriveranno le Olimpiadi e poi le opere. Se dovessimo dire quali benefici portano le Olimpiadi potremmo dire miliardi di euro di PIL eccetera, ma possiamo già dire che già i primi benefici li vediamo, perché stiamo parlando già di opere pubbliche. Ma sì, ma dirò ancora di più anche l'idea di pensare di servire le Olimpiadi con mezzi di trasporto ad idrogeno, insomma questo era scritto nel dossier, sono impegni che ci siamo presi, andiamo avanti anche in questa direzione. Le Olimpiadi cambieranno la storia del Veneto. Insomma, abbiamo risentito di nuovo Zaia sulle Olimpiadi, sulle infrastrutture, una partita importante chiaramente che deve essere dibattuta assolutamente e che deve andare via spedita perché il 2026 è dietro l'angolo. Allora, altro spot, l'ultimo della serata e poi parliamo di vaccini. Una lampadina alimentata dall'acqua. Una storia lunga 100 anni. Una comunità schierata per un obiettivo comune. Il futuro del nostro pianeta. Lucense 1923. La tua centrale idroelettrica. La tua energia sostenibile. Investi su Lucense 1923. L'energia rinnovabile oggi è aperta a tutti.
Lucense 1923. Insieme, per l'ambiente, per i nostri figli, per il futuro. E veniamo alla parte finale di Verona Live, parliamo di un aggiornamento anche che riguarda i vaccini. Diamo un'occhiata innanzitutto al sito dell'ANSA che ha battuto alle 18:22 questa notizia, quindi qualche minuto fa. Covid 6.946 nuovi positivi in Italia, chiaramente 251 vittime. Sono 286.428 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Diamo uno sguardo al Veneto. In Veneto più 417 contagi e 17 decessi in 24 ore. Vi do anche un dato che è arrivato poco fa dall'ufficio stampa della Regione Veneto che dice proprio così, lo leggo direttamente dal cellulare: alle 18:30 erano 31.064 le prenotazioni per i vaccini effettuate nella giornata di oggi in Veneto, chiaramente. Superato sempre oggi, questo è un dato importante, il 1 milione di prenotazioni effettuate complessivamente dal 1° aprile. Quindi dal 1° aprile ad oggi sono state prenotate più di 1 milione di appuntamenti per la vaccinazione. Adesso sentiamoci in chiusura il presidente Zaia. Magari chiedo alla regia di mostrare la schermata A3 con un po' di copertura che riguarda i vaccini, insomma, che va sempre bene. Intanto facciamo partire Zaia sui vaccini. L'infezione è decisamente in calo. Sono dati importanti che stiamo vedendo, non c'è il rischio di passare in zona arancione. Oggi abbiamo una riunione importante con il governo alle 17 per parlare ovviamente di tutto quello che sono poi i temi delle aperture. Continuiamo a confermare, il Veneto chiede che si valuti ovviamente il tema della soppressione del coprifuoco. Abbiamo una visione che non è quella degli aperturisti senza se e senza ma, sicuramente con obiettività, con senso della realtà, ma anche guardando avanti, pensando che è iniziata decisamente la fase della convivenza. Ricordo infine che abbiamo inoculato 2.100.000 dosi di vaccino. Questo significa per noi oggi la possibilità di dire che teoricamente in via del tutto di calcolo matematico almeno una persona su due. Scusami. No, dicevo, scusate, volevo dire che 2.100.000 dosi significa per noi avere in via teorica garantito almeno una prima dose a metà dei veneti che sono vaccinabili. Sopra i 16 anni sono 4.200.000, quindi questo è il dato di oggi. Un Veneto su due in via teorica ha avuto questa possibilità. Si procede con i vaccini, vi ricordo che la campagna vaccinale è aggressiva e ci mancano i vaccini, perché noi abbiamo un potenziale di 100.000 vaccini al giorno, ma riusciamo a inocularne nelle giornate in cui va bene 30, 35, 40.000, visto considerato che la fornitura settimanale oggi è di 200.000. Si parla di una soppressione dell'RQT, sostituendolo con un RQT ospedaliero, che è un po' quello che lei si auspicava. Però sembra che dal Ministero ci siano delle difficoltà, si voglia rallentare sia le riaperture sia anche il cambio dei parametri. Questa non è una posizione politica, perché ci hanno lavorato i nostri massimi dirigenti, quelli della prevenzione, fra l'altro con un gruppo di lavoro coordinato dalla dottoressa Russo della Regione del Veneto. Faccio un solo esempio: in una situazione di bassa infezione l'R/T rischia di pesare tanto, perché l'R/T vuol dire che se noi passiamo da un paziente, da un contagiato a 2 contagiati, l'R/T va a 2. Se passiamo però da 100.000 contagiati in occasione di alta infezione a 200.000 contagiati, l'R/T vuol dire 2, sempre. Però capite che quando c'è tanta infezione la misura è quella giusta. Con situazioni basse si rischia che piccoli scostamenti facciano schizzare l'R/T. Ma questo ormai è un dato assodato. Io penso che il mix giusto ci porti fuori. R/T sintomi, R/T ospedaliero, l'R/T rettificato e poi tutta una serie di altri valori. Ma del resto, guardate, penso che questo sia il vero ragionamento, visto e considerato che ormai cominciamo ad avere almeno il 30% dei cittadini vaccinati, e questo la dice gran lunga. Basti pensare che nelle categorie che abbiamo vaccinato oggi
queste categorie non rappresentano più il nostro paziente ospedaliero, nel senso che abbiamo avuto un crollo degli over 80, ma gli over 80 sono vaccinati per il 96,2% in Veneto, e così accade per i 70-79 anni che hanno la stessa caratteristica. C'è questo incontro col governo oggi alle 5 o è? Sì, è confermato l'incontro alle 5 del governo per parlare ovviamente di sanità. Grazie. E avete sentito Zaia, oggi alle 5 c'è stato appunto questo incontro, vedremo nelle prossime ore quali saranno i contenuti. La notizia importante però tra le righe, che ha detto appunto ripetuto il presidente Zaia, che è stata ripresa anche dall'ANSA, attenzione, eccola qua, la vediamo subito. Covid, Zaia, nessun rischio di passare in zona arancione. Questa è una notizia importante perché trapelava nelle scorse ore l'ipotesi di tornare, quindi di fare un passo indietro, invece non è così, fortunatamente non c'è nessun rischio di passare in zona arancione. E poi coprifuoco alle 23, spero anche più avanti, dice così, insomma, Zaia, che chiaramente scongiura un passaggio e dice ora dobbiamo galoppare con i vaccini, se avessimo avuto più dosi avremmo già vaccinato tutti i veneti, lo abbiamo ricordato, l'abbiamo sentito dalle sue parole. Il virus c'è ancora ma la situazione sta migliorando, se ci comportiamo bene ne veniamo fuori velocemente, chi si è vaccinato poi non finisce in ospedale per essere ricoverato. Quanto al tema appunto del coprifuoco, Zaia si è detto fiducioso che verrà risolto, la posizione originaria dei presidenti delle regioni era di portarlo alle 23. Conclude Zaia, adesso io spero che si guardi anche un po' più in là e lo speriamo tutti, insomma. Quindi una buona notizia, tante buone notizie oggi, ne abbiamo davvero bisogno. E il riepilogo per chi si fosse collegato soltanto adesso: la riapertura dell'arena con 6.000 posti, il concerto del Volo il 5 di giugno anticipato da un inno nazionale, il 2 giugno festa della Repubblica cantato in arena, e la scongiura di un ritorno alla zona arancione per la nostra regione, almeno per il momento. Questo non significa che non dobbiamo più stare attenti, di allentare un po' le misure, anzi è proprio il momento di dimostrare proprio responsabilità e di rispettare le regole. Verona Live torna domani sera alle ore 18, sarà condotto dal collega Alessandro Bonfante e la puntata di questa sera la potrete rivedere alle ore 21 sul canale 640 del Digitale Terrestre e su radioadige.com. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata.